Associazione Amici del Cuore presente alla festa de Apoenta in Piazza Indipendenza a San Donà di Piave per sensibilizzare tutta la popolazione sulle attività che facciamo per la popolazione del Veneto orientale, da Torre di Mosto fino a Cavallino, e quest'anno abbiamo fatto questo roll-up che è molto importante per far spiegare ai nostri cittadini cosa facciamo con ogni sacchettino di noce donato da loro. Con 5.000 sacchettini abbiamo fatto di San Donà la prima città cardioprotetta del Veneto orientale. Poi abbiamo donato un defibrillatore a Ceggia con 250 sacchettini e via dicendo. In questo periodo stiamo facendo la nostra campagna noci, che è il core business dell'associazione, e facciamo anche prevenzione e riabilitazione. Quindi abbiamo costituito da poco più di un mese un comitato tecnico scientifico con cardiologia riabilitativa di Jesolo e cardiologia di San Donà di Piave, con 4 cardiologi, e stiamo improntando tutta una serie di lavori e di progetti che, con l'apertura dei teatri che confidiamo siano aperti già dai prossimi giorni e in pieno nella loro totalità, abbiamo fatto il programma per tutto l'anno, con serata di sensibilizzazioni e con collaborazione con l'Associazione Amici del Cuore di Portogruaro, con cui sono in stretto contatto con la presidente Mara Irtani, che ringrazio.